Monteprama per me è innanzitutto un regalo, è il regalo che mi fa il mio lavoro ogni mattina quando arrivo in ufficio e vedo ciò che si vede alle mie spalle, vedo una immagine di un tempo trascorso da quasi 3000 anni, un'immagine potente, un'immagine molto forte che mi racconta qualcosa di quell'epoca e che mi fa pensare come questi sardi dell'epoca volessero trasmettere un messaggio a noi molto forte. Quale fosse questo messaggio esattamente non siamo in grado di dirlo, questo purtroppo è uno degli enigmi di Monteprama, siamo in grado forse vagamente di intuirlo, è un messaggio di forza, è un messaggio di potenza che poi a questa potenza manifestata ne corrispondesse una reale, purtroppo probabilmente nessuno scavo sarà mai in grado di dircelo. E questo perché effettivamente ancora c'è molto di sconosciuto intorno alla questione Monteprama. Monteprama è un po' un enigma che per tanti versi è destinato a rimanere tale. D'altronde non abbiamo fonti scritte che ci parlino di Monteprama e anche se le avessimo sappiamo bene quanto le fonti scritte, specialmente le più arcaiche, si prestino a tante diverse interpretazioni, spesso anche contrastanti le une con le altre. Monteprama è un enigma però per me anche per come parla a noi contemporanei. Da questo punto di vista mi stupisce sempre come, ed è evidentemente la forza di questo complesso statuario, mi stupisce sempre come Monteprama riesca a accendere la fantasia e accendere gli animi di noi sardi del 2019 intorno ad una questione che potrebbe sembrare all'esterno magari particolarmente remota. Tra l'altro non dimentichiamoci che questo complesso è diciamo, una manifestazione degli ultimissimi secoli, degli ultimissimi anni della cultura nuragica. La cultura nuragica è già qualcosa di profondamente diverso rispetto a ciò per cui è famosa, rispetto a ciò che le ha dato il nome, i nuraghi. I nuraghi non sono pressoché più in uso in questa fase, assolutamente da secoli non venivano più costruiti e mi sorprende come noi sardi moderni amiamo identificarci con la cultura nuragica, ma a oggi, in questo ultimo decennio, in questi ultimi 15 anni, amiamo identificarci principalmente con Monteprama e col suo fantastico complesso di sculture invece che con quelle migliaia di nuraghi imponenti, talvolta conservati per 15 metri, che probabilmente erano alti oltre 20 metri e che sono ciò che veramente caratterizza la Sardegna anche nel paesaggio di tutta l'isola e ciò per il quale veramente un visitatore straniero potrebbe essere incuriosito al punto da venire, da decidere di spostarsi e venire a visitare la nostra isola. Il Museo di Cagliari è naturalmente molto orgoglioso di avere nel proprio patrimonio questo complesso perché ci dà prestigio, perché ci dà lustro, è il complesso statuario a tutto tondo più antico di tutto il Mediterraneo occidentale e naturalmente tutto questo si riflette nelle attestazioni che i visitatori ci lasciano pressoché quotidianamente sui social o sui registri del museo perché è un qualcosa che impressiona. Di recente abbiamo ricevuto la visita della regina del Belgio, regina in pensione Paola del Belgio, che è venuta al Museo di Cagliari per visitare la mostra dedicata a Monteprama proprio perché di questa aveva sentito parlare, proprio perché voleva sapere che cosa fosse questo grandioso patrimonio e così diciamo altri illustri visitatori che sono spesso proprio interessati a questo aspetto della nostra cultura. Naturalmente come può essere un genitore nei confronti dei propri figli preme sottolineare come il resto del patrimonio del museo non sia da meno. Se pensiamo naturalmente anche ai più umili frammenti ceramici che talvolta hanno un'importanza scientifica rilevantissima, ma anche a opere d'arte straordinarie come possono essere le Dee Madri da Turriga a Cucuruisa Rius
o altre opere d'arte, vere e proprie opere d'arte, non semplici oggetti di uso quotidiano che qui appunto abbiamo l'opportunità di mostrare al visitatore, che ci danno l'opportunità di comunicare al visitatore ciò che noi sardi siamo stati in tutte le epoche, non soltanto in un frammento circoscritto di storia.